Anticipo della 16ª giornata della Serie B Win. Allo stadio Romeo Menti si affrontano Vicenza e Padova per un derby importantissimo, 49ª volta che le due formazioni si incontrano. Il Padova non vince a Vicenza da 52 anni, era la stagione 57-58, doppietta di Brighenti in Serie A. È tutto pronto per il fischio d'inizio e il Vicenza, reduce da 4 sconfitte consecutive, prova a farsi vedere subito in avvio di partita con Salifu, il giovane 18enne schierato da Maran sin dall'inizio, il suo destro, la parata di Agliardi. Vicenza che termina qui però le occasioni da gol, perché poi dopo la mezz'ora sale in cattedra il Padova, ci prova in questa occasione Cuffa, il suo diagonale di destro è salvato sulla linea di porta da Tonucci, preoccupato Maran. E al 33esimo altra occasione da gol per il Padova sull'asse italiano Succi, il destro dell'attaccante capocannoniere con 14 gol, finisce però a lato. Ultima occasione del primo tempo per il Padova, ancora con Succi sulla destra che si libera di Zanchi, il suo cross, bravo Russo ad anticipare Cuffa, e allora se il Padova non riesce a passare, il Vicenza spinge nel finale di primo tempo e trova la rete del vantaggio 1-0 con questa girata di destro di Elvis Abruscato, bravo a battere Agliardi dopo una pregevole azione. Abruscato arrivato al suo 6° gol in campionato, esplode la gioia al Menti, segno d'intesa di Rolando Maran, il cross di Salifu, Misuracca prolunga di testa, arriva la girata di Abruscato che batte Agliardi al minuto numero 44 del primo tempo. Dunque il Vicenza passa in vantaggio. Può iniziare allora la ripresa e Calori continua ad essere preoccupato, dialogando con di Esserino Foschi. Il Vicenza spinge, il Padova è in difficoltà, qui Di Matteo con il sinistro, bravissimo Agliardi a mettere in calcio d'angolo. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva il 2-0 con il colpo di testa di Braiati, bravo a centro area a trovare lo stacco aereo che batte nuovamente Agliardi per il gol del 2-0. 1-2 mortifero delle Vicenza tra primo e secondo tempo. Padova tramortito con il primo gol in campionato di Braiati. Padova che prova a rispondere prima con questo colpo di testa di Cuffa che termina lato alla destra della porta difesa da Russo. Padova che però ci crede, insiste e trova il gol del 2-1 al minuto numero 7 con questo pregevole sinistro di Di Gennaro che batte Russo, sinistro dalla distanza, quinto gol in campionato del trequartista del Padova, pregevole il sinistro, pallone che va a terminare sotto la traversa, Russo battuto, il Padova ci crede allora e confeziona questa occasione da gol per il 2-2. Il destro però di Crespo termina di poco a lato dopo una combinazione che aveva coinvolto 4 giocatori. L'ultimo tentativo del Padova è con questo destro di Filippini che termina a lato. La partita finisce con il destro di Filippini. Vicenza che batte Padova 2-1, Vicenza che sale in classifica a quota 19, Padova che resta fermo a quota 24. Dopo 4 sconfitte consecutive, Maran stravolge il suo Vicenza con 6 cambi rispetto all'ultima uscita e vara un 3-5-1-1 decisamente innovativo. C'è spazio anche per l'esordiente Salifu in mezzo al campo. Calori invece avanza Di Gennaro al fianco di Succi, inserendo Cuffa dietro le punte, vestendo il suo Padova con un 4-3-1-2 virtuale. Dopo 3 minuti Salifu si prende un pallone con personalità e va al tiro. Risultato rivedibile, iniziativa speranzosa. La struttura della partita ricorda quella di un grattacielo con le fondamenta ben interrate, al punto che nei primi 20 minuti c'è poca mobilità in campo. Al 32esimo Gidai serve di prima intenzione Cuffa che crossa senza trovare alcun compagno. Tonucci può così liberare l'area. Sembra un'orchidea nel deserto di emozioni. Un minuto dopo arriva la prima occasione concreta per Succi, lancio di Italiano e destro masticato del bomber che sceglie la soluzione più complicata. Il pallone finisce sul fondo, ma il Vicenza in versione ameba inizia a traballare. Nella collana padovana dei cross bassi a destra trova posto anche il tentativo di Succi che prova a
servire Cuffa anticipato in uscita da Russo. Ma è un derby schizofrenico perché al 44esimo Salifu dalla sinistra pesca Soligo che di testa serve a Bruscato, girata di prima intenzione e deviazione di Trevisan decisiva. La parabola è imprendibile per Agliardi. Il Vicenza passa così poco prima dell'intervallo con il sesto centro stagionale di Abruscato. La partita a scacchi ricomincia senza cambi ma con uno spirito differente perché dopo 2 minuti il Vicenza è ancora là davanti, discesa di Soligo sulla destra, mancino violento di Di Matteo, Agliardi vola a deviare in corner. Al terzo minuto la sinfonia vicentina mette sullo spartito un'altra nota pesante, angolo dalla destra e stacco solitario di Braiati che tutto solo indirizza di testa nell'angolo basso. Il raddoppio a stretto giro di posta è un duro colpo per la squadra di Calori che subisce su palla inattiva il primo centro stagionale di Braiati. I 2 gol subiti però funzionano un po' da aspirina per il Padova che sembra rinsavire, soprattutto di Gennaro perché al quarto invita Cuffa a deviare di testa un buon cross e al settimo dalla cassetta delle lettere estrae una raccomandata senza ricevute di ritorno che si infila all'incrocio. Russo può planare solo per le fotografie, impossibilitato a respingere in mancino squisito e violento. Per il talento di Scuola Milan è il quinto centro stagionale, il secondo consecutivo. Il Padova torna così in partita con oltre 40 minuti a disposizione per completare la rimonta. Il primo concreto assalto è in stile Barcellona al minuto 26, azione aperta e chiusa da Crespo con in mezzo tocchi rapidi di prima, il peccato è finale con il diagonale dello spagnolo largo di poco. Meno poetica e più pratica la punizione di Succi del 36esimo, un destro che comunque trova il medesimo finale sul fondo. Il 2-1 resiste sino alla fine, il Padova si spegne negli ultimi 10 minuti incassando la prima sconfitta di novembre, mentre Maran frena l'emorragia di sconfitte del suo Vicenza portandosi a casa 3 punti che fanno sì classifica, ma soprattutto in questo momento rappresentano una bella pacca sulla spalla del morale. Una vittoria che fa classifica, una vittoria che fa morale, lo diceva Matteo Brega nel servizio per il Vicenza di Maran, è una vittoria scacciacrisi, partendo anche dal presupposto che oggi Maran ha sorpreso tutti, Michele, in primis noi perché ha rivoluzionato la squadra. A parte le scelte dei giocatori perché aveva anche qualche infortunato. Gianni, Martinelli. Mi ha sorpreso un po' di più il cambio di modulo, ecco, con una difesa a 3, anomala penso, ma proprio penso dettata dal fatto che fossero fuori i due terzini, destro e sinistro. È stata una prova direi caratteriale da parte del Vicenza. Non un gran match. Poche occasioni da gol, nel secondo tempo si sono chiusi molto bene, erano praticamente in 9 sotto palla perché Misuracca ha fatto un lavoro incredibile in fase di non possesso e lasciando a Bruscato lì davanti. Però penso sì, a livello di morale, dopo 4 sconfitte di fila, non dimentichiamo che deve recuperare anche la gara contro il Siena, l'8 di dicembre. Penso che siano 3 punti importanti. Dire che sia scacciacrisi, io penso che bisognerà aspettare anche la prossima magari. 3 punti importantissimi soprattutto per Rolando Maran che abbiamo visto abbastanza agitato in panchina, insomma la sua panchina traballava dopo le 4 sconfitte consecutive. Ti è piaciuto Salifu, ghanese, classe 92, all'esordio in campionato, la grande novità di Maran? Io penso che sia una scoperta un po' per tutti, visto che era all'esordio. Non ho capito prima da un'intervista di Rolando che non era riuscito ad impiegarlo prima, se probabilmente c'erano problemi di tesseramento o meno. Certo che è un 92 e si è presentato con una certa personalità. Sì. Penso che abbia fatto 6-7 falli nei primi 15 minuti che stavamo commentando prima, per cui segno di personalità penso, è entrato senza paura, per cui penso che lo rivedremo anche nel proseguo del campionato. Il Padova invece non riesce a sbloccarsi in trasferta, in casa Leogano è un rullo compressore, in trasferta non ha ancora vinto, come ti spieghi questo tabù? Mi sembra di ricordare l'Empoli dell'anno scorso un po', no? Il Padova ha fatto 4 pareggi fuori casa dall'inizio del campionato adesso, non è riuscito, ma è quello che manca penso a questa squadra, l'acuto fuori casa che gli permetterebbe di fare quel salto poi di qualità, no? Di qualità, ma anche in termini di punti e di classifica. 24 punti sono tanti, però 20 in casa. Esatto, 20 in casa. Sì, manca, è una pecca. Non c'era avvantaggiato, bisogna dirlo, sarà fuori per 3 settimane, un'assenza pesante. Non c'era avvantaggiato, non c'era Di Nardo davanti, esatto. Infatti soprattutto il primo tempo Di Gennaro ha giocato da seconda punta, un po' anomala, con Cuffa nel ruolo di tre quarti. Che non è proprio un trequartista Cuffa, no? No, però penso che Calori
abbia optato per questa soluzione, vedendo poi i ragazzi in allenamento e vedendo i giocatori a disposizione. È l'acuto che manca a questo Padova, perché io l'ho visto 2 o 3 volte quest'anno a Padova e si è sempre espresso in maniera positiva, centrando poi anche dei risultati importanti, per cui penso che Alessandro debba lavorare sotto questo aspetto. Il Vicenza batte il Padova 2-1, interrompe una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive. L'uomo partita Sky scelto dal nostro Claudio Nofri, il simbolo di questa riscossa del Vicenza, è al microfono di Dario Massara ed è Zanchi. Dario. Sì Marco, il simbolo, il capitano Zanchi, che come ha bruscato a fine partita è andato ad abbracciare Rolando Maran. Allora chiedo a Zanchi, significa davvero che tutta la squadra è con l'allenatore e che dalla parte del gruppo l'unica dedica è per lui? Ma sicuramente abbiamo attraversato 4 settimane difficili, 4 sconfitte, e credo che stasera dovevamo dare un segnale soprattutto come squadra, tralasciando magari il bel gioco, ma far vedere che c'eravamo come giocatori. Credo che ci siamo riusciti, però credo che anche questo non deve rimanere una partita isolata, nel senso che dobbiamo dare anche continuità. Da capitano, da uomo esperto, cos'è che ha funzionato stasera che non era funzionato nelle ultime 4 partite? Soprattutto la voglia di credere, di fare risultato. Troppe volte siamo andati in vantaggio e troppe volte siamo risultati molli nel voler conquistare il risultato. Stasera veramente eravamo un corpo unico, l'abbiamo dimostrato, abbiamo saputo soffrire assieme e credo che adesso dobbiamo solamente esultare per questa vittoria. Secondo te qual è il reale valore del Vicenza? Qual è la posizione, l'obiettivo massimo a cui deve aspirare? Adesso dobbiamo vivere la giornata, nel senso che abbiamo fatto un campionato troppo discontinuo, troppe vittorie, troppe sconfitte, quindi secondo me in questo momento qua dobbiamo ritrovare autostima, perché quando perdi tante partite ti viene a mancare e credo che stasera insomma è un buon punto di partenza. Grazie Marco Zanchi. Marco. Perfetto, grazie anche a te Dario Massara. E la conferma Alessandro Costacurta di quello che dicevi tu nel prepartita, cioè che la crisi del Vicenza era più di risultati che di gioco. Ha detto questo la partita di stasera. Beh sì, anche se oggi ha subito una squadra che aveva fiducia nei propri mezzi. Io credo che il Padova oggi abbia fatto una buona gara. Cioè paradossalmente pur vincendo il Vicenza ha fatto un passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto all'ultima partita col Monza. Io le altre partite l'ho visto giocare meglio, però oggi hanno provato uno schema nuovo e avevano tanti giovani, quindi secondo me non hanno giocato male, per carità, però credo che il Padova sia stato superiore. Invece del 2006, più o meno, avrà circa 4 anni ed è una pagina veramente triste della serata di questa sera, il giovane raccattapalle che è stato espulso dall'arbitro nel finale della partita perché evidentemente ritardava un po' le operazioni, no? La rimessa laterale quando il Padova cercava di attaccare alla ricerca del gol del 2-2. Un piccolo bambino che è stato cacciato in tribuna e privato del suo pass dall'arbitro. Ecco l'immagine del momento in cui a 10 minuti dalla fine viene espulso il giovane raccattapalle. Avevamo visto raccattapalle che segnavano come quello di Ascoli con Beppe Savoldi che tirò, no?